Attenzione, in corso le operazioni di sgombero. Si invita la popolazione a lasciare tutte le abitazioni. Era dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che Gorizia non viveva una giornata di smobilitazione come questa. 2 quartieri pari a 2500 persone fatte evacuare a titolo precauzionale per permettere ai militari del Genio Guastatori di Udine di rimuovere e far brillare la bomba da 250 kg risalente alla Grande Guerra scoperta nei giorni scorsi lungo il cantiere della nuova Villa S. Gorizia nei pressi di Sant'Andrea. Presente l'assessore regionale all'infrastruttura Riccardo Riccardi. Soddisfazione per la riuscita dell'operazione da parte del sindaco Ettore Romoli. Dobbiamo prendere atto di una cosa che ha funzionato bene, non ha dato luogo a inconvenienti, ha creato meno disagi possibili ai cittadini, anche se qualche disagio lo ha creato, e ha funzionato. Voi avete sentito il botto, non era uno scherzetto da niente, era un qualcosa di più abbastanza importante, si trovava in una posizione estremamente pericolosa, ma lo diranno poi i tecnici, era in condizioni, poteva creare dei problemi, e quindi io non posso altro che congratularmi, ringraziare tutti coloro che sono stati presenti da stamattina, la protezione civile, i vigili urbani, l'associazione Carabinieri in Congedo, adesso non vorrei dimenticare qualcuno, ma tutti coloro che da stamattina hanno creato le condizioni perché tutto andasse in ordine. Non vorrei precisare che non vorrei sentire magari domani che ci sono state forse delle precauzioni eccessive. Le precauzioni non sono mai abbastanza eccessive, perché non volevamo correre nessun rischio e nessun rischio è stato corso da nessuno, quindi questo è il successo dell'operazione. Signor Sindaco, si dice che il postino suoni sempre 2 volte. A Dolegna questo detto non viene applicato. I cittadini di Dolegna che stiano pure tranquilli perché comunque una soluzione positiva si troverà. Sicuramente, anche perché non è nostra intenzione ovviamente fare critica o denigrare quello che è il servizio postale, tutt'altro. È nostra intenzione trovare la soluzione per risolvere questo piccolo problema, piccolo ma grande ovviamente, che ha comportato dei disagi ai nostri concittadini. A questo punto io auspico da questo incontro che avrò con il direttore commerciale delle poste, il dottor Maurizio Losei, e anche con qualche altro suo collega e responsabile della distribuzione delle poste qui in provincia di Gorizia, che si possa trovare una soluzione per dare insomma un servizio concreto. Noi l'ufficio postale di Dolegna l'abbiamo sempre difeso, lo difenderemo sempre, anche quando ci siamo trovati purtroppo a fronteggiare la cosiddetta riorganizzazione degli uffici postali. Sappiamo che la nostra comunità è una comunità di poche persone e quindi gli uffici postali, diciamo, decentrati nei comuni piccoli sono sempre purtroppo a rischio chiusura. Non è quello che vogliamo semplicemente un servizio, e vogliamo che questo servizio venga fatto con buon senso e con la massima disponibilità da entrambe le parti.